Come here, ass fuck! Nelle puntate precedenti, durante il primo giorno di elezioni politiche, Ginetto viene mandato a votare se stesso. Nel frattempo, sotto l'occhio invisibile di Cacacazzi, Lord Micidial confida a Gio Carlone che tutti i famosi è soltanto un bluff, studiato per entrare in politica e modificare le leggi sul diritto dei lavoratori, per schiavizzare l'Italia nel puro modello cinese. E poi che cazzo vuol dire tutti famosi? È una minchiata! Mario intanto organizza una task force per andare a liberare Buonanima, ma la squadra viene annientata dallo scalino micidiale, mentre Melanie rimane bloccata dalla massa imponente di Jenny, rimasta incastrata in una porta. Ma ti sembra il momento di essere grassa adesso? Il povero conduttore, ritrovatosi da solo, incontra finalmente l'ex direttore Paolo Buonanima, ma preso da un raptus di follia, prende la pistola e gli spara dritto per dritto. Così impari a spingermi per le scale! E ora guardiamoci l'ultima puntata di Mario con gli inimitabili fratelli Peluria. Dai, dai. Ecco qua la colazione del caprone! Caprone, caffè e cipolla. Ma che è sta cosa? Caffè e cipolla? Vuole cappuccino? Ma che cappuccino? La brioche! La brioche! E ho pensato che la cipolla comunque è la cosa più ricercata, no? Spingi forte, Melania, al mio yam. 1, 2, yam. Yam. Non ce la faccio, Jenny. C'è qualcuno? Jenny, che ci fai qui? Noi, niente, siamo passi al boss. Noi? Tu e chi altro? No, noi, per dire, io faccio per 2. Ho sentito un'altra voce. Chi c'è dietro di te? Nessuno. È tutto a posto. Il tuo lardo mi nasconde qualcosa. Ma che lardo. Questi sono i postumi della gravidanza. Io credo che tu abbia bisogno di una bella liposucchione. Strana per Melanie. Sembri un po' giovane per essere vissuta negli anni 60. Portatela via! No, no! Maronna, è già diventata magra. Minchia che figa! Figlio di puttana! No! Cosa ho fatto? Paolo! Che cazzo ho fatto? Ho ucciso la persona che cerco da 2 stagioni! Che cazzo ho fatto? Cosa ho fatto? Paolo, non morire! Aiuto! Non sei morto! Ma chi è lui? Aiuto! Sei vivo? Fortunatamente non c'è una buona mira. Però mi hai distrutto la coppa della SPQ. Che cazzo c'è? Paolo, che voce hai, Paolo? Perché la faccia? Sei diverso, Paolo? Che t'hanno sfigurato, t'hanno tramutato! Paolo, ma io mi chiamo Fulvio Cardarelli. Forse ho sbagliato persona. Fulvio Caldarelli? Ma non sei Paolo Buonanima? Ma se t'ho visto in un video dove ti minacciavano! Quello è un lavoro che faccio a tempo perso. Sai, io faccio parte della ASPQ, Associazione Sosia delle persone qualunque, e mi hanno dato un sacco di soldi per quel video. Non mi ammazzi, la prego. Vaffanculo. Vaffanculo! Sacco di soldi!
Pinocchio, dov'è Mario? Non lo so, non lo vedo da ieri. Che schifo, quanto mangi. Vabbè, grazie comunque. No, aspetta. Dov'è il mi papi? Non è che per caso ha bisogno di una mano? No, è tutto a posto, già un altro stagista... no, scusami, ti pensa molto, ma adesso non ha bisogno. Grazie, Ciao, Pinocchio. Bene, se vinciamo vi faccio regalare la presidenza della Repubblica da Ginetto. Associazione sosia persone qualunque. Bella mossa, micidiale. No, fermati, non mi ammazzare. L'artrite mi sta già uccidendo lo stesso. Guarda l'artrite, guarda. Stai tranquillo, non ti voglio ammazzare. Ma racconterò la verità su tutti i famosi in diretta nazionale e ti farò perdere le elezioni! Ormai siamo già in testa, guarda il grafico. C'è ancora un giorno di votazioni, gli italiani sono ancora in tempo per non votarti. Aspetta Mario, c'è un'altra cosa che vorrei farti vedere. Chi è la sosia di Melanie, Valuta tu stesso. Mario, mi hanno preso perché hanno dimagrito Jenny. Adesso vogliono farmi scordare il suo passato, ma tu non c'eri. Figlio di puttana! Si trova su un treno che gira a zonzo per l'Italia. Potrai rivederlo solo dopo la chiusura dei seggi. Nel frattempo, vedi di rigare dritto per dritto. Figlio di puttana! Figlio di puttana! Sto già meglio. Ho sconfitto l'artrite. Ciao babbo, sono tornato. Marvin, un caffè, grazie. Ecco fatto. Bravo Marvin, bravo. Tu dai soddisfazioni, bravo. Non sarò mai uno stagista così bravo. Non voglio più stare in questo posto. Voglio tornare ad essere un pezzo di legno. Pinocchio, sono la fata turca. Ora esaudirò i tuoi desideri. Ehi. Mario! Buonanima era un sosia. Buonanima era un sosia. No. Non era lui. Ma come? Ho anche rischiato di ucciderlo, quel poveraccio. Ho avuto lo scatto di Mario cattivo. Oddio. Che c'hai? Zoppichi, Zoppichi? Sì, mi ha zoppato. Il gradino micidiale, mi ha zoppato. E gli altri come stanno? Un disastro, Mario, un disastro. Ozio è caduto nel dimenticatoio. Ozio chi? Boh. E l'avvocato Scatarrutti, tua madre. No, non dirmi che è successo qualcosa a mia madre. Mi dispiace. Non Mario. me lo dire. Mi dispiace, Mario. No. È caduta nell'alcolismo. Sì. E Steve è caduto in coma irreperibile. Cioè? È in coma, ma non sappiamo dove sia. Cazzo dobbiamo fare, Miki? Siamo con le spalle al muro, sì. Miki, con le spalle al muro! Ma stai calmo, stai calmo. Mi ha ricattato di nuovo, ma mio padre! Ancora? Sì! Ha rapito Melanie, adesso sta zonzo in un treno che gira zonzo per l'Italia. Non so dov'è. E ha detto che se non lo appoggio sulle elezioni le fa scortammo ciò passate! È la fine. Certo, in questi casi, se ci fosse il vecchio Mario cattivo, forse sarebbe anche utile. Cattivo? No!
Che cosa devo fare? Non lo so, non sono io a deciderlo. Sono degli sbalzi. Ho passato tutta la notte a girare per la strada. Che cazzo devo fare? Aiutami, amico mio. Aiutami. Adesso quanto manca la diretta? Quanto manca? 24 ore e 20 minuti. Come 24? Che cazzo stai dicendo? Sono l'1:20. Lo so. Tu non vai in onda oggi, Mario. Perché? Come? Oggi c'è il gara delle elezioni. Gara delle elezioni? Sì. 16 ore di diretta condotte da Pippo Baudo. Pippo Baudo! Questo programma è offerto da Tutti famosi. Gala delle elezioni. Signori e signore, ecco a voi Pippo Baudo. Buongiorno a tutti dal vostro Pippo Baudo. Benvenuti al Galà delle elezioni. Grazie, grazie, grazie di essere qui. Scusate. La nostra trasmissione sarà un po' lunga, dico subito questo, ma sarà molto. Non con sto Pippo Baudo! È 80 anni che c'è in televisione! Pippo basta! Pippo basta! Pippo, sono cacacazzi, fammi parlare. Fammi parlare! Per cortesia! Tutti famosi, è un trucco, è tutto truccato, è una truffa, una farsa! Lei mi sta rovinando il galà delle elezioni, capito? Lei è un buffone! Poi magari i nostri telespettatori penseranno che questa è una cosa combinata, ma io questo signore, che non chiamerei signore, io non lo conosco e non lo voglio conoscere. Per cortesia, mi faccia lavorare. Lei mi sta rovinando la diretta, capito? Mi sta rovinando il galà delle elezioni e lei è un buffone. Sono potente! Non smettere di girare, continua a riprendere. Per cortesia, Pippo, mi faccia lavorare. questa volta ho le prove, guardate tutti. Ma che prove? Non ci vedo. Sono cieca. Sono caduta in cecità, aiuto. Sono Kakam Katzmon e adesso vi svelerò quanto si nasconde dietro l'utopia di tutti famosi. Ricky, cosa faccio? La tengo in onda? Tutti famosi è un bluff. Fortunatamente gli italiani sono così scemi e vanitosi da credersi. Aprite gli occhi, apriteli! E poi che cazzo vuol dire tutti famosi? È una minchiata. È una minchiata. Non ci voglio credere, veramente. Non credete a tutti famosi, non li votate! È una minchiata, una minchiata. Sono Kakam Katzmon e questa è la verità. Non ci vedo, sono cieca. Maronna mia, Sono Pippo! cieca. Pippo, che ti è successo? Vieni a Pippo, toglio, vieni. Vieni a alzami. Oh. Su di me, Pippo, vieni. Vieni qua, senta qua. H. Piano. Non ci vedo. Sono cieca. Fammi fare la prova. 5. No, 3. Non ci vedo. Mario! Bravo Cacacasmo, finalmente hai fatto qualcosa di buono. Anche tu sei stato bravo, che col tuo peggio sei diventato meglio adesso. Sì, E bravo. non mi hai abbandonato. No, non ti ho abbandonato. Un bacino, dove è un bacino? Che bacino? Un bacino. Ma che bacino? Un bacino, Oh, Mario. ma che cazzo Uno dici? solo, Ma uno che- ma solo. uno solo? No. Ma hai veramente cacato il cazzo? 4. No, 2. Non ci vedo. Salve, signor Baudo. Chi è lei? Chi è? Sono Mario, signor Baudo. Mario? A te ti ho scoperto io, Mario. Sì, lo so. Senta, mi dispiace per la sua cecità, ma non ho potuto fare altrimenti, capisce?
Chi è lei, la sua truccatrice personale? Uè, Mario, ma che truccatrice personale? C'è Jenny, so. Scusa, ma sono stata dimagrata e Melanie è stata scoperta. Tu sei Jenny, eh? E chi è Jess? Pippo Baudo. Certo che sono Jenny. Pippo Baudo l'ho scoperto io. Senti, ma Melanie dove l'hanno portata? Lo sai dove l'hanno... Che ne saccio io? E poi a te che te ne fotte? Non ci sto io, che te voglio tanto bene assai. A posto, Pippo, mo sembra che tieni l'occhio aperto, eh? Se la sente di tornare in onda, signor Baudo? Sì. La televisione l'ho scoperta io e la televisione morirà quando muoio io. Dammi il microfono. Dammi il microfono. Cari amici, come avete visto voi, il partito di tutti i famosi è in testa. Allora io direi a questo punto stop al voto. E non ci resta altro che aspettare domani mattina per i risultati definitivi. Il galà delle elezioni Ci vuole ben altro per convincere gli italiani della disonestà di qualcuno. La prossima settimana in diretta per la elezione di Miss Ragazza Sudata dell'anno. Grazie e complimenti per la trasmissione. Pronto? Salve, senta, voi vendete delle sordine? Speriamo che vinciamo, ragazzo, speriamo! Certo che si vince, vinciamo sicuro, certo! Sì, dobbiamo vincere, la mamma mette un bacionato a tutti quanti. Beviamo! È una miseria! Dai, facciamo un brindisi! Aus! Alla vittoria! Alla vittoria! Oggi saranno tutti famosi e tutti schiavi! Vai! Vittoria! Abbiamo interrotto la programmazione per comunicarvi l'esito delle elezioni. E per un solo voto, the winner is... Onestà e giustizia! Madonna mai! Onestà e giustizia! No, non è possibile! No, è un solo voto, un voto! Porca troia! Posso sapere cosa è scritto sulla scheda elettorale? Tess. Tess chi? Te stesso. Tu me l'hai detto. Testa di cazzo! Ti ammazzo adesso! No! Sì! Deficiente! Fermati! Deficiente! Jenny, Mario! hai saputo? Sine! Finalmente una cosa che va dritto per dritto! No, Melanie non è come pensi! Melanie, guarda che non è... No, state qua, Mario! Se ti prendo ti ammazzo, delinquente! Melanie, dove vai? Guarda che ti posso spiegare tu! Aspetta! Melanie, apri! Ti posso spiegare tutto dritto per dritto! Finalmente ti abbiamo trovato, Lord Michigan! Ma come avete fatto, dannazione? Sordine! Lei è in arresto!
è successo niente, mi ha dato solo un bacio perché stava per esultanza, Melanie! È meglio così. Che fai? Oh, apri! Ragazzi, scusate, ma da qua non si può uscire. Non so chi tu sia. Poi, se non lo sai tu, non lo sa nessuno, però. Vabbè, me ne vado. Dove lo portate? In prigione, avvocato. Ma non ho mai smesso di amarti. Ma che cazzo sei, vecchio di merda? Ma come? Sono Angelina. Oh mio Dio! Tu, Angelina, mia moglie, ho un coccolone! Dammi vicino, dai, stringimi! Dai, bracciami! Dai, dammi vicino, stringimi! Ricchioni! Mario, eccomi, sono qui, sono io, sono Paolo, sono stato rapito. Una storia incredibile, non puoi nemmeno immaginare chi è stato. No, lasciatemi, è tutto sovrastrutturato, è tutta una sovrastruttura. Paolo! Mario, hai visto cosa hanno fatto? Se l'hanno trascinato via tutti i truppi. L'hanno mandati via, tutti se l'hanno portato, le trascinavano come sbattevano a destra e a sinistra. Perché non te ne accorgi tu? Ai, Mario,